Quanto sta accadendo in Campania riapre la discussione sul terzo mandato a livello nazionale. Ma mi sembra oggettivo, la sta riaprendo visto che se ne parla tutti i giorni. Con il presidente della Campania Vincenzo De Luca, Zaia ha spesso incrociato le spade in quella che per il Veneto è la madre di tutte le riforme, la legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Eppure oggi c'è un fil rouge che lega Venezia a Napoli, la possibilità del terzo mandato per i governatori. De Luca in realtà potrebbe assicurarselo con un escamotage. La Campania infatti non ha ancora recepito la legge del 2004 sul limite del secondo mandato. Facendolo ora, 20 anni dopo, il limite scatterebbe dalla sua entrata in vigore, azzerando di fatto i suoi 2 mandati precedenti. La Campania sta facendo un provvedimento di legge che noi abbiamo già fatto qualche anno fa, però è pur vero che la grande discussione oggi è sull'opportunità o meno. Ci sono i fondamentalisti del no al terzo mandato, io spero che restino tutta la vita fondamentalisti, saremo lì a controllarli. La volontà comunque di rispondere ai cittadini, non lo chiedo io, basterebbe andare per strada in Veneto e si sente, i veneti vogliono poter scegliere, poter decidere, poi ognuno vota chi vuole. Zaia non esclude che se ne possa discutere con Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma proprio il leader azzurro Tajani ha ribadito il suo no al terzo mandato in una recente visita in Veneto, così come ha criticato la contrarietà di Zaia al progetto di una centrale nucleare a Marghera. Dire che i governatori decidono la politica energetica è scritto nella legge, non è che serve che ce lo venga a dire qualcuno. Dove fare invece gli impianti delle centrali nucleari lo decidiamo noi. È ovvio che noi dobbiamo difendere tutto quello che è l'insediamento di Marghera, l'occupazione e la transizione green, ma ci mancherebbe, nessuno vuole farci un prato. Dall'altro però diciamo che se tornassimo agli anni di Volpi di Misurata e partissimo oggi da quel punto zero, vorremmo vedere la laguna intonsa e non ci faremo mai un petrolchimico. Lo scontro con Tajani sul terzo mandato, sul nucleare a Marghera e sull'autonomia differenziata nel commercio estero hanno spinto l'assessore Roberto Marcato a dire durante la trasmissione Focus che ce n'era abbastanza per terminare l'alleanza in regione con Forza Italia. Noi stiamo governando bene qui in Veneto, nel senso che con loro abbiamo un buon rapporto nel centrodestra, dopodiché il vicepresidente Tajani fa anche il segretario di Forza Italia, quindi immagino che queste dichiarazioni non siano a nome del governo.